mantenuta e proprio di IMU si è parlato oggi in un incontro a Padova. Vediamo. La Lega Nord non ci sta e denuncia numeri alla mano quella che per il Carroccio è una manovra strozza Veneto, riferendosi agli effetti del decreto Salva Italia voluto dal governo Monti. A Padova, avvalendosi di uno studio di plancia su dati ufficiali, il centro studi della Lega ha analizzato voce per voce le misure adottate dall'esecutivo, traendone conclusioni pesanti. Ogni famiglia della nostra regione si troverà un aggravio di 628 euro a livello fiscale per il 2012, destinato a crescere nel 2013 per effetto dell'aumento dell'IVA che scatterà ad ottobre. Complessivamente le ricadute della manovra sulla società veneta sono stimate in 1,6 miliardi di euro, pari a 320 euro a testa. Bisogna fare una drastica riduzione della spesa pubblica, lasciando i quattrini nelle tasche dei lavoratori, dei cittadini e delle imprese. L'assessore al bilancio della regione, Roberto Ciambetti, ricorre ad un caso limite per spiegare che cosa succederà. Quest'anno saremo costretti a pagare l'IMU sulle alloggi popolari. Pagheremo, le nostre ATER pagheranno circa dagli 8 ai 10 milioni di tassazione per appunto le case e gli alloggi popolari, una cosa assolutamente assurda, creerà grandissimi problemi a queste aziende e probabilmente dovremo anche capire e rivedere gli affitti con cui gli inquilini stanno all'interno di queste case in questo momento. Oggi San Giuseppe è festa del papà, ma a volte diventare genitori è difficile, tra le cause l'infertilità maschile.